Abbiamo già redatto un primo dossier che ho inviato proprio questa mattina a tutti i parlamentari del Veneto. La prima cifra, che sarà sicuramente poi più alta, ipotizzata, è di 500 milioni di euro, più di 130 comuni, e la necessità di fare veloci perché abbiamo danni da nord a sud, da est a ovest del Veneto. Dall'opposizione dicono ma lei continua a rimandare la palla ad altri, invece c'è anche una responsabilità della regione e la regione potrebbe dare dei contributi. Ma guardi, la Regione ha già stanziato 2 milioni di euro proprio oggi in giunta. Dico anche che la stessa opposizione che oggi dice queste cose, nel 2010, siccome il governo era mio amico, cioè era del mio colore politico, diceva vai a Roma dai tuoi a battere cassa, basta che si mettano d'accordo tra di loro. Ma è una questione anche politica a questo punto o è una questione poi di fatto da fare? Guardi, io lascerei fuori la politica da queste partite. I cittadini alluvionati hanno solo un pensiero, che è quello di recuperare la vita normale. Se qualcuno vuole fare politica sull'alluvione si sbaglia di grosso perché non troverà fronte. Sui contributi assicurativi c'è sempre un problema però. Cosa? Sui sostegni tramite un'assicurazione che possa Ma dare un concreto aiuto agli alluvionati. Beh, io ho sempre chiesto con gran forza già dal 2010 che vi sia un'assicurazione a livello nazionale, il che ci permetterebbe di creare anche una sorta di mutua virtuosa, di mutualità virtuosa, affinché tutti, pagando pochissimo, possano avere però riconosciuti i danni poi qualora vi fossero le catastrofi. Ricordo che i danni a livello nazionale delle calamità ogni anno ammontano a circa 2 miliardi e mezzo di euro. Mezzo miliardo dice l'intervento di prima necessità per l'alluvione, quanto sarà quello che potrà dare la regione e inserire all'interno del bilancio 2014 che ancora si attende? Beh, noi nel bilancio cercheremo di fare il possibile, però è una goccia d'acqua in un mare in tempesta, nel senso che dopo aver lasciato 21 miliardi di tasse a Roma ce ne restano pochi a casa, per cui non vorrei mai trovarmi nella condizione di dover veramente arrabbiarmi, perché da un lato versiamo 21 miliardi di tasse e dall'altro i nostri veneti restano ancora in mezzo al fango e all'acqua. Ma quanto può essere la cifra da No, inserire? non lo so, cioè, stanno facendo il bilancio, ma sono poche robe, insomma. E tornando a Roma, sponda col ministro Veneto, Zanonata? Ma la sponda la facciamo con tutti, guardate, io penso che ci siano dei momenti, dei contesti nei quali la politica deve restare fuori, e quello delle catastrofi è uno di quello. Penso che sia volontà da parte di tutti, a iniziare dal ministro fino all'ultimo parlamentare, a me sono concesso che esista l'ultimo parlamentare, di portare a casa risorse per i veneti. E io ho l'onere e anche l'onore di difendere le istanze dei veneti e lo farò fino in fondo.